Ciao amici, aspettata, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul canale. Siete pronti per la seconda parte del video sulla meravigliosa tenuta del 700? Se vi siete persi la prima parte ve la lascio qua in alto nelle schede. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale qua sotto e pronti perché vedete delle cose incredibili. Vi lascio al video. Vediamo se c'è la data di scadenza. Questa è una vecchia bilancia. Guarda, una bilancia. È un baule, ci sarà un morto qua dentro? Non un baule, è enorme. E c'è lingotti d'oro, magari diventiamo ricchi, che non si aprirà mai, e invece si apre, ma è tutto vuoto. È vuoto, è vuoto. Diciamo che ci sono un po' di oggetti ammassati e basta, pezzi di mobilia, mobili. Allora, mentre gli altri ragazzi sono entrati dall'altra porta, io mi vorrei soffermare qua dentro perché vedo che ma qua c'è tutto, raga. Qualche rider c'è venuto allora. Ma guardate che meraviglia! Una cucina intera con tanto di tavolo e poltrone ancora sane. Ma che bellezza, raga, ma che bellezza! Certo, è un po' tutto, diciamo, messo alla rinfusa. Che cos'è questa cosa? Ma un diario in che senso? Questo non è antico. 2014. Ma c'è qualcosa che non quadra, perché c'è un diario del 2014 e qua, anche qui, trasporti in Sicilia, un'agenda, anche questa moderna comunque, non è un'agenda vecchia. Qua penso sia l'ex sala da pranzo con questi mobili bellissimi. E qua c'è ancora pure tutta la dispensa con gli alcolici, che questi ovviamente penso siano stati messi successivamente, cioè sono troppo moderni per essere antichi, insomma, a parte alcuni sono proprio chiusi e pieni. Amaro Petrus. Vediamo da questo lato se poi... Madonna! Ma bellissimo! Guardate questi divanetti che sono belli! Ma questi sono proprio anni 60. Cioè, stupendo! Ma questo qua è bellissimo, questo divano! Che spettacolo! Qua dentro altri pezzi. Ma dentro secondo me era anche decorato con delle colonne a sto punto. Cioè, queste sono basi di colonne ma in velluto, quindi penso siano di arredamento interno. Poi ci sono altre bottiglie di vino a terra. Vediamo questi giornali di che anno, vediamo se riusciamo a capire l'anno. Anno 192, ma... 1932. Ragazzi, questi sono documenti del 1932. Guardate le date. Assurdo. Ma queste poltroncine, ma quanto sono belle. Qua ancora altri documenti. No, vabbè, 1863, ma in che senso? 1861, 61, 69. No, vabbè. Che spettacolo. 1934.
Ma qua dentro ci sono praticamente dei pezzi di storia. C'è una puzza immane, ma questa scena è fenomenale qua. Bene, questa casa diciamo che sta riservando molte belle sorprese. Incredibilmente ancora... Ah, questo è un giornale che ho trovato... Questo stesso giornale l'ho trovato anche in un altro posto esplorato. E questo è un giornale degli anni 30, sicuro, perché ho cercato quella volta quando l'ho trovato ed sono giornali degli anni 30. Wow. Ah, questa è l'entrata principale con la scala. Madonna! E sai che quant'è? Che bellezza! Però, spoiler, non è germano. Non è marmo, è stucco. E quindi può essere che è stato usato anche come scenografia del film? Sì, obbligatoriamente sì, c'è una scena del film dove le persone entrano e si vede l'entrata principale mentre le persone salgono le scale. Chiaro. Ragazzi, ovviamente adesso saliamo sopra, gli altri sono già lì, ma la bellezza di queste scale. Brava, che scale sono? Ma che... Certo, sembrano un po' da film in effetti. Sì, è molto scenografico. Con uno schizzo di sangue sul muro. Il pavimento non è tanto dritto, però. Allora, io non lo so perché mi ispira questo. Oh mio Dio, ci sono... No, ci sono tutti gli affreschi sul tetto. No, Ma che vista, raga, ma che vista c'è? Sì, raga, dell'incredibile questa... La cosa assurda è che ci sono i pavimenti originali. E non è nemmeno vandalizzata. Guarda che bello questo pavimento! Comunque i tetti, raga, i tetti sono meravigliosi, meravigliosi. Ma questo è il primo piano di questa casa, è una sorpresa continua praticamente. Questa porta non si apre tutta, ma credo che si arrivi dall'altro lato, ora ci arriviamo. Ma io sono quasi senza parole. Cioè non è assolutamente facile trovare una casa in queste condizioni. Assolutamente. Ci sono ancora i termosifoni, alcuni in posizione originale, perché i tubi sono proprio quelli. È assurdo, cioè tutta questa cosa è assurda. La scala, ma quanto è bella la scala d'entrata. Questo ovviamente non è uno schizzo di sangue, ma è vernice, nemmeno a dirvelo. Allora, continuando da qua io già vedo delle cose meravigliose, tipo questi affreschi. Ma Madonna, cosa c'è là? Ragazzi, incredibile, cioè sono realmente senza parole. Dico, io non sappiamo, non perché non lo sappiamo, se tutti questi oggetti, i termosifoni no, ma ad esempio queste panche sono oggetti di scena e lasciati qua o sono della casa originale, ma gli affreschi io penso siano originali, presumo. Ma che bellezza! Che bellezza! E qui? Vabbè, ma che senso? E qui c'è tutta la vista sull'esterno, sull'entrata. Meraviglioso, raga, meraviglioso. Guardate il tetto. Il tetto è bellissimo, con questo rosone. Qua sicuramente c'è un lampadario immenso, che ovviamente non c'è più. E tutte le entrate comunque erano tutte dipinte. Queste stanze sono ancora tutte dipinte. Guardate, c'è una vista incredibile dai balconi. E qui credo che arriviamo nella stanza che, sì, quella che poco fa era chiusa da lì. Un mega tavolo da pranzo o da qualcosa messo qui.
Ma qui addirittura c'è la terrazza, che magari evitiamo di visitare per non farci vedere. Amici, a parte essere realmente quasi senza parole per la bellezza di quello che stiamo trovando qua dentro, e ora continuiamo le nostre esplorazioni a vedere cos'altro si cela in questa meravigliosa dimora enorme, che è enorme, raga. Cioè è veramente grande, alte stanze incredibili, raga. Guarda cosa c'è qua. Ma in che senso? In che senso c'è tutta questa cosa? Questo è tessuto, questa parete è tessuto. No, ma madonna. Raga, io senza parole. Senza parole, raga. Amici, qua c'è da... Ma io mi domando solo una cosa, se queste cose sono vere o se sono state messe apposta per magari girare il film. Io questo non lo so, però è bellissimo, cioè scenograficamente è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Questi affreschi tra l'altro non capisco cosa possano rappresentare, perché non sono luoghi di qua, insomma di questa zona. L'esterno, prati infiniti della campagna siciliana. Andiamo a vedere nell'altra stanza. Questa sì che è originale. Madonna, ma in che senso? Ma in che senso? In che senso? Guardate qua che c'è, raga, questa cucina avrà 100 anni minimo. Questa sì che è originale, questa è sicuramente una cucina originale. Poi c'è questa bellissima bici che ormai è diventato un pezzo d'arredamento. Ma che spettacolo! Che spettacolo! E qua? Ma qua si scende! Ma che bellezza, raga, che bellezza! Guardate che bella la bici con questa cucina ovviamente a legna. Con questo secondo me sarà un super boiler di inizio Novecento sicuro. Meravigliosa, meravigliosa. Qui l'altra terrazza, io non se la passavo, non ha fatto male. Fa un bagno. Che bella questa scrivania. Ah, c'è pure la libreria. No, raga, ma è tutto senza senso questa cosa. Cioè, ma che vuol dire? Che vuol dire? Guardate che bella pure questa vasca. Quest'altra stanza tutta gialla, a parte questa parete che è crollato il drappo. Ma guardate che meraviglia. Anche i tetti, cioè i tetti sono bellissimi. Tutti i puttini messi lì. Qui torniamo dove c'è la scrivania e la libreria. Ma che spettacolo, che spettacolo. Va bene, continuiamo l'esplorazione. Cioè guardate che bellezza questo scorcio qua, ma abbiamo capito che tutto questo finto marmo non è marmo, ma è legno, quindi scenografia. Ma anche qui, ma che bello, comunque i divani sono bellissimi, cioè i divanetti sono meravigliosi, meravigliosi. Questo un'angoliera, un mobile, non so cosa potesse essere. Che bellezza, molto bello però. I pavimenti sono sicuramente originali e abbiamo ipotizzato che questa struttura sicuramente esisteva da molto tempo. Tipo ad esempio questo qua non si capisce se è vero o no. No, non è vero, qua c'è la prova, è carta sul muro. Sarà stato utilizzato nel tempo ovviamente come anche, probabilmente anche come casa, però anche come set cinematografico, come abbiamo detto, ci hanno girato un film e quindi è tutto un po' finto, diciamo. Bene, mi sa che l'abbiamo girata praticamente tutta, il lungo e il largo e il lungo.
Qui i nostri eroi stanno preparando l'attrezzatura seria. Mi raccomando, vi ricordo di seguire il canale Nick, l'hashtag Guns and Nick Director. Qua, solo cose di qualità, cioè guardate quanto attrezzatura abbiamo qua in ballo, cose con le pampine, come si dice. Allora, stavamo finendo l'esplorazione e abbiamo sentito un tonfo proveniente da questa porta che è all'ingresso. Vorremmo capire come che sia aperta. Bah, no, sembra non ci sia nessuno. Vabbè. Ma come cazzo si è aperta sta porta? Amici Cine Aspettata, come al solito vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, spero che vi sia piaciuta la prima parte, spero vi sia piaciuta la seconda parte di questo posto incredibile. Come avete visto abbiamo trovato delle cose allucinanti, anche se tutto è stato usato come set di un film, quindi su quello che è vero, quello che non è vero, quello che è un set cinematografico c'è da discutere, ma spero che vi sia piaciuto tutto il video e la nostra avventura. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Nick, ve lo lascio qua sotto nella descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Cine Aspettata, di attivare la campanella e lasciare un like e magari condividere il video. Noi ci vediamo alla prossima avventura, tante cose belle, ciao!